Eder. Mech. Pallister. La decisione di separarsi non nasce la sera del 13, è in maturazione da alcuni giorni. In quelle giornate Liliana cerca informazioni su come separarsi con il minor impatto possibile, valuta consulenze gratuite, si prepara mentalmente al passo. La sera del 13 se ne parla a fondo e il 14 diventa la mattina in cui la linea, già tracciata, prova a trasformarsi in azione. In casa i telefoni non sono neutri, sono di lui. Lo ha detto esplicitamente: tu mi lasci quei telefoni, sono miei. E questo spiega perché lei esca senza dispositivi e senza fede. Non è una dimenticanza, è una sottrazione al controllo, è un gesto simbolico di chi ha già oltrepassato una soglia interiore. L'anello non è più al dito, i telefoni restano dove lui li vuole. Alle 8:22 Liliana chiama Claudio e usa una formula paravento. Passo dalla Wind. È una frase che funziona in 3 modi. Localizza il punto, via Cesare Battisti, Civico 20, evita di svelare al telefono che sta trattando la separazione e soprattutto le consente di non farlo preoccupare rimandando il discorso a quando potranno guardarsi negli occhi. A Trieste quel nome è una copertura perfetta perché innocua e precisa. Se poi lui l'avesse privata del cellulare, l'idea di andare in negozio ad acquistarlo è perfettamente logica. Proprio per questo Wind regge come copertura credibile e non contraddice affatto l'assenza di dispositivi. Ma dentro questa mattina c'è altro. I giorni precedenti di ricerche sulla separazione, la fede tolta, l'appuntamento che non si annuncia al telefono perché è delicato e soprattutto la regia che lui pretende di mantenere. Sebastiano la fa andare in zona Wind, la prende a bordo e le spiega che ha già messo in fila gli incartamenti, che c'è solo da completare 2 moduli. La prospettiva rassicura, niente discussioni telefoniche, si fa tutto di persona. Solo che la destinazione reale non è uno studio con scrivanie stampanti, ma via Donadoni, dove lui quella mattina è all'arrotino. Ruote che affilano coltelli, mola, rumore secco di metallo, odore di ferro e pasta abrasiva. È lì che, con la scusa di farla sedere un attimo per compilare dei moduli, la fa entrare. La scenografia non è cartacea, ma meccanica. Banchi di lavoro, ruote che girano, utensili, lame in lavorazione. È un luogo che lui conosce e controlla. Lei si accomoda, magari appoggia la borsa, pronta a firmare ciò che crede siano preadesioni o richieste di patrocinio. Nella sua testa c'è già il passaggio successivo: raggiungere Claudio e dirgli: ho messo in moto le pratiche, anche perché non ha voluto farlo preoccupare al telefono. In quel momento la recita organizzativa si spezza. La conversazione sale di tono, il punto fermo maturato da giorni urta contro il suo bisogno di tenere la regia. Lì, nello spazio che lui governa, deflagra la lite definitiva e si consuma l'aggressione. Tutto il resto si allinea senza forzature. La Wind, detta a Claudio, è il modo più elegante per indicare un luogo preciso senza pronunciare la parola separazione, a voce, e anche per non farlo preoccupare. L'uscire senza telefoni è coerente sia con l'assetto di controllo domestico, sia con l'idea di una mattina che non deve essere interrotta da chiamate, notifiche o tracciamenti. E non smentisce affatto, lo ribadisco, la plausibilità in astratto di recarsi in negozio per procurarsi un nuovo apparecchio, proprio perché non lo sia più. La fede tolta, infine, è il marcatore simbolico che sincronizza la psiche con i fatti. È il segnale visibile di una decisione non improvvisa, ma consolidata nei giorni precedenti. I passaggi logistici in questa chiave sono lineari. Civico condiviso Wind Studi come punto di ritrovo innocuo. Lui che la carica e dice: ci penso io. Deviazione su via Donadoni, non per timbrare carte, ma per entrare dove le ruote affilano coltelli. E invito a sedersi per 2 moduli, che di fatto è un pretesto. Il dopo promesso a Claudio non arriverà più, e proprio quel dopo mancante diventa il buco nella mattinata, il punto in cui la linea operativa si interrompe e l'ipotesi assume densità. Sul fondo resta il riflesso pubblico di quanto si stava muovendo in privato. Sebastiano ha detto che si sarebbe allontanato da Trieste e in un'intervista ha sostenuto che Liliana forse voleva andare via 2 giorni. Inserito qui dentro, quel dettaglio fa da conferma in diretta. Se nel weekend del 19 Liliana aveva annunciato l'idea di allontanarsi con un'altra persona, verosimilmente Claudio Sterpin. Allora la sequenza ha continuità. Ricerche nei giorni precedenti, discussione approfondita la sera del 13, mattina del 14 con copertura Wind, rendezvous gestito da lui,
passaggio in via Donadoni all'Arrotino e lite finale nel luogo in cui lui ha pieno controllo. È una pista narrativa unica che non confonde i tempi. L'idea nasce giorni prima, l'epilogo operativo è il 14, non scambia gli spazi, via Donadoni è la Rota Coltelli, non un ufficio, non sbaglia la logica del telefono, l'assenza di device non esclude la destinazione Wind, anzi la rende credibile come paravento e serve anche a non allarmare Claudio, e tiene insieme motivi, oggetti e geografia senza imprecisioni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.